storie si raccontano dalla preistoria, quando per la prima volta gli uomini si riunirono intorno al fuoco. Storie di cose strane e meravigliose, nascoste nelle vaste ombre sconosciute del mondo. Storie di creature divine e di bestie demoniache. Storie di dei e di re. Storie di miti e di mostri. Dalle foreste oscure alle terre di ghiaccio, dai deserti desolati ai mari in tempesta. Ogni angolo della terra ha le sue leggende da raccontare. Storie di eroi e dei cattivi con cui si scontrano. Di natura selvaggia e dei pericoli che comporta. Storie di battaglie, di amore, di ordine e di caos. Ma quali sono le radici di queste storie fantastiche? E per quale motivo durano nel tempo? In questa serie esploreremo la storia che si cela dietro le leggende e sveleremo le influenze nascoste di cui sono frutto. Guerre e malattie, rivoluzioni religiose e sociali, l'indomabile ferocia del mondo naturale. E soprattutto i mostri che si nascondono dentro ognuno di noi. Oggi facciamo fatica a renderci conto delle difficoltà dei viaggiatori costretti ad affrontare terre ignote e lontane dalla civiltà. In un'epoca in cui viaggiare e comunicare diventa sempre più facile e immediato, tendiamo a dimenticare quanto fosse diverso il mondo di un tempo, quanto vasto potesse apparire, selvaggio e ostile. Per migliaia di anni, in prevalenza, gli esseri umani vivono e muoiono a poca distanza dal luogo in cui sono nati. Sono circondati da terre selvagge, dall'insondabile oscurità di antichi boschi, dai picchi ghiacciati di impenetrabili montagne e da sterminate, ostili distese desertiche. Un viaggio fino alla città più vicina è un'impresa rischiosa. Significa abbandonare la sicurezza di tutto ciò che è familiare per avventurarsi in un mondo alieno. Ciò che definiamo natura incontaminata è una terra che non è coltivata, completamente disabitata, ed è spesso uno spazio di confine. Potremmo definirla una terra incognita, un luogo che è bene evitare. Sono posti nei quali è opportuno non avventurarsi, luoghi dominati dall'oscurità. Quello che definiamo selvaggio e naturale è solo un costrutto umano. Siamo noi a decidere dove cominciano e dove finiscono questi luoghi, e dunque questo li rende un terreno fertile per la creazione di storie. È il tentativo da parte di varie culture di sondare certi limiti. Si affronta ciò che è diverso, un mondo che non è il tuo. Si affronta l'ignoto. È un mondo pericoloso, caotico, ma è anche naturale e libero. E dunque è il contesto perfetto per le vicende narrate in miti e leggende. È la nostra fantasia a colmare il vuoto rappresentato dall'ignoto. Lo riempirà con le nostre paure, con ciò che temiamo nel nostro mondo. Questa terra di nessuno è il luogo in cui confiniamo tutto ciò che non ci piace di noi, della nostra cultura, della nostra società. Questa terra ignota è ricca di contraddizioni, è al tempo stesso parte di noi e non lo è. Ci circonda, eppure è strana e remota. Perché è vero che è un'idea,
ma è anche un luogo concreto e si possono capire tante cose di un popolo dal modo in cui lo descrive, dalle storie che racconta di quel mondo. Molti hanno paura di ciò che li attende oltre le mura, ma vi fanno anche affidamento. I mari possono affogare il pescatore, ma gli forniscono anche di che vivere. Nella foresta si annidano pericoli di ogni tipo, ma è lì che il cacciatore deve avventurarsi. Tuttavia, a volte tra gli alberi non si nascondono solo fuorilegge e creature letali, come ci insegna la storia di Atteone. Magia e follia sono sempre in agguato se osiamo allontanarci dai sentieri battuti. Atteone si era allontanato da casa. Il giovane cacciatore aveva oltrepassato da tempo le porte della città e i campi dai quali i contadini, asciugandosi il sudore dalla fronte, lo osservavano mentre era diretto verso l'oscurità dei boschi. Atteone non temeva quelle terre selvagge, rideva delle superstizioni della sua gente. Nella foresta si sentiva a casa come per le strade della sua città. Mentre Atteone riposava in una radura ombrosa, di colpo udì un suono insolito. Attratto da quella strana musica, il cacciatore si spinse sempre più a fondo in quella fitta vegetazione. Scostò gli ultimi rami e scrutò oltre la vegetazione. La storia di Atteone è un mito classico. Secondo gli antichi greci, il giovane cacciatore ha sfidato il pericolo nel momento stesso in cui ha oltrepassato le mura della sua città, quando ha deciso di inoltrarsi nei boschi. La vita dei greci ruota attorno alla città. Atene, con i suoi sfarzosi templi, è la culla della democrazia. Nel periodo di massimo splendore è diventata un faro delle arti e della filosofia. È la città di Socrate e Platone e dei drammaturghi Euripide e Sofocle. Le loro opere contribuiscono a forgiare la letteratura e il pensiero occidentale e vengono lette, studiate e rappresentate ancora oggi. Atene non è solo un grande centro culturale, è anche una potenza militare. Le sue navi da guerra dominano il mare Egeo. Tuttavia, la sua non è una supremazia incontrastata. Atene ha una rivale, un'altra grande città dell'antica Grecia. Famosa per la sua disciplina austera e l'abilità dei suoi opliti, la fanteria pesante, Sparta costituisce una concorrente temibile. La lunga guerra tra le due grandi città dilania l'antica Grecia e mette fine al periodo d'oro ateniese. Per i greci antichi le città come Sparta e Atene sono un rifugio sicuro. Oltre quelle mura li attende una realtà aliena. Gli antichi greci guardavano alla natura con sospetto, erano diffidenti nei confronti di tutto quello che ai loro occhi era ignoto e selvaggio. Consideravano la natura ostile, una realtà che era meglio evitare. Secondo gli antichi greci, chi si inoltrava in quel mondo selvaggio correva sempre il rischio di superare un confine sacro, violare la sfera divina. Consideravano quella realtà spaventosa. Non è un caso che la parola panico derivi dal nome di Pan, che nel loro immaginario era la divinità che aveva eletto la natura a propria dimora. Era come oltrepassare il confine tra ciò che possiamo e non possiamo controllare. E dunque esiste la possibilità di varcare quella linea oltre la quale non si dovrebbe proseguire. È interessante notare come gli dei sembrino sempre molto più a loro agio nella natura rispetto agli umani. Ne consegue che, per esempio, inoltrarsi nei boschi per cacciare equivalga a un tentativo di domare la natura e di solito chi ci prova fa una brutta fine. La morale è che l'umanità non deve peccare di arroganza, ma deve essere consapevole dei propri limiti, perché non siamo divinità, ma semplici esseri umani. Nella cultura greca prevale quest'idea secondo la quale tra il mondo terreno e la sfera del divino ci sia un confine molto tenue. E chi si avventura in mezzo a luoghi selvaggi e sconosciuti rischia di attraversarlo senza rendersene conto. I greci considerano la natura un luogo spaventoso.
nel quale le leggi della civiltà non hanno alcun valore, al contrario, è dominio del divino, del mostruoso, della follia. È un luogo di tabù violati e terribili castighi. È l'esatto opposto di una città e in quanto tale riveste un ruolo importante per la loro cultura. Esplorando il mondo oltre i confini della società, la gente definisce anche ciò che c'è all'interno di quei confini. Narrando storie sui mostri di questo altrove, cerca di esorcizzare quelli che si annidano in ognuno di noi. Atteone osservava la scena. Era una caverna piena di alberi, selvaggia e di sublime bellezza. Era come incantato. Ne era attratto irresistibilmente. Doveva avvicinarsi. Atteone avanzò fino alla riva dello specchio d'acqua, rapito dalla scena che gli si presentava davanti. Il piede infranse l'immobilità di quelle acque cristalline, facendole increspare. Di colpo occhi ostili si concentrarono sull'intruso, perché quelle non erano creature mortali. Era la dea Artemide con le sue ninfe. Artemide delle selve, delle colline e della luna. La dea era in preda a una furia incontrollabile. Atteone fuggì. Gli antichi greci non saranno rimasti sorpresi dall'incontro del cacciatore con una divinità. Sono convinti che la natura non sia adatta agli umani. I greci non sono i soli a considerarla la stregua di un regno ultraterreno. Qualche secolo dopo anche i Celti del nord Europa percepiranno nelle loro grandi foreste e in quei paesaggi ostili la presenza del sovrannaturale. Quella celtica è una civiltà precristiana. Le loro origini nell'Europa centrale si fanno risalire al IX secolo a.C. Al suo apogeo la cultura celtica si diffonde a sud fino alla penisola iberica e a est nell'odierna Turchia. Quella celtica è una religione politeista. Le cerimonie rivolte agli dei sono celebrate dai druidi, figure misteriose di grande importanza sociale. Pronunciano profezie, amministrano la giustizia ed effettuano riti religiosi che forse prevedono anche sacrifici umani. Tuttavia la società celtica e la cultura druidica sono minacciati dall'avanzata dell'impero romano. Gran parte di ciò che sappiamo sui Celti lo dobbiamo a fonti di provenienza romana. I Celti si affidavano alla tradizione orale. Giulio Cesare ci descrive sacrifici effettuati in alcuni querceti e querce su cui rami erano appesi i corpi delle vittime sacrificali. Si trattava del primo incontro tra i Romani e le popolazioni che in seguito sono state identificate con quel nome. Ed è un incontro carico di orrore e sgomento. La cosa interessante è che i Romani non li hanno mai chiamati Celti. In realtà li chiamavano Galli o Britanni, le tribù che popolavano le isole britanniche, e non hanno mai usato la parola celtica. Perciò erano consapevoli dell'esistenza di questo insieme frammentato di popoli, un insieme frammentato ma che tuttavia ostacolava le loro velleità espansionistiche. Le autorità romane si accaniscono contro i druidi, dei quali già nel II secolo si è persa ogni traccia. Gran parte dell'originale patrimonio culturale dei Celti viene preservato solo nella tradizione orale e dunque va perduto, scomparendo come i druidi. Per i Romani i druidi rappresentavano una minaccia a causa della loro segretezza. Evitavano persino di mettere in forma scritta rituali e credenze, e questo era un problema. I Romani facevano molta fatica a capire con chi avevano a che fare. Di fronte a tutta quella segretezza, avevano deciso che la cosa migliore fosse di eliminarli completamente. L'atteggiamento dei Romani nei loro confronti era lo stesso per qualunque popolo intendessero assimilare. Se in quel gruppo esisteva un centro di potere, doveva essere soppresso.
Attorno al 500 d.C., i popoli celtici, un tempo presenti in tutta Europa, si incontrano solo in Europa del Nord e in regioni di Gran Bretagna, Francia e Irlanda. Lì alcune antiche tradizioni sono sopravvissute e in seguito vengono descritte da cronisti cristiani del periodo medievale. Storie sugli dei che venerano, dei re ai quali obbediscono e della natura che li circonda. Il selciato del Gigante sulla costa dell'Irlanda del Nord è oggi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Le sue 40.000 colonne basaltiche, alte oltre 10 metri, vanno dal bordo della scogliera fino al mare e oltre. Oggi sappiamo che sono il risultato di un'antica attività vulcanica, ma i Celti hanno un'altra spiegazione. Per loro il selciato è opera del leggendario gigante irlandese Finn McCool. Sfidato da un gigante scozzese suo rivale, costruisce un grande ponte sul mare, in modo che i due possano sfidarsi senza bagnarsi i piedi. Oltre a quella suggestiva distesa rocciosa, secondo i Celti esiste un'altra realtà ancora più magica: l'altro mondo. L'altro mondo celtico era un regno sovrannaturale, una realtà parallela che esisteva accanto alla nostra. È un mondo che risponde a leggi tutte sue, con i suoi abitanti, una sua natura e strutture di potere. È una dimensione che era sempre esistita e esisterà in eterno. E dunque anch'essa è collocata in un altrove, in una realtà altra e selvaggia. Talvolta se ne coglie qualche fugace visione tra le nuvole o nella nebbia, nella penombra o nell'oscurità. È al tempo stesso qui e altrove. Nella mitologia celtica esistono storie di esseri umani che si avventurano in questo mondo così sfuggente. Alcuni eroi vi entrano perché attratti da incantevoli fate o trovano l'ingresso per caso all'imbocco di una grotta, sott'acqua o in sogno. Varcando quella soglia scoprono un mondo popolato da molte divinità celtiche precristiane. È la terra della bellezza, dell'eterna giovinezza, dove è sempre estate e non esiste fame né disperazione. La vita di molti Celti è funestata da malattie e carestie, guerre e miseria. L'altro mondo offre un allettante opposto di quella mesta realtà. Tuttavia, entrare in quel mondo parallelo può costare molto caro. Come nei miti degli antichi greci, non sempre gli incontri degli esseri umani col sovrannaturale hanno un lieto fine. I Celti esorcizzavano la natura ostile popolandola di varie creature, spesso simili a loro. È peraltro vero che spesso e volentieri quelle entità si rivelavano molto pericolose. In apparenza il regno delle fate può sembrare invitante, un mondo misterioso e seducente, ma spesso, una volta varcata la sua soglia, l'eroe scopre un altro aspetto di quella realtà. Da principio il personaggio che si imbatte nell'altro mondo si ritrova in un luogo felice e maestoso, ma di solito, più tempo ci passa, più si rende conto che ha dei risvolti molto inquietanti, una dimensione oscura. Prendiamo la bella fata protagonista di molte leggende, uno di quei personaggi che spesso attira gli umani nell'altro mondo celtico. Nella mitologia irlandese ha buone intenzioni e di per sé è innocua, ma poiché 3 giorni passati in sua compagnia nella nostra realtà equivalgono a 3 anni, chi fa ritorno dopo 3 anni scopre che nel frattempo nel nostro mondo ne sono passati 300 e tutte le persone che conosceva sono morte. La vita è cambiamento e spesso questo ci spaventa perché non vogliamo invecchiare e non vogliamo morire. Eppure il regno delle fate ci insegna che anche l'immutabilità è una prospettiva orribile, che se non invecchiassimo, se nulla cambiasse, non ci sarebbe crescita, non ci sarebbe vita.
Per gli eroi della mitologia celtica, entrare nella terra delle fate significa abbandonare la casa e i propri cari. E al loro ritorno scoprono che il mondo è cambiato e per loro non c'è più posto nella società umana. Le storie sembrano prendere atto che una sofferenza condivisa e in definitiva una mortalità condivisa sono necessarie al funzionamento di una società. Ma laddove c'è sofferenza c'è anche empatia e dove c'è morte c'è bisogno di nuova vita. Atteone correva incurante delle pietre che calpestava o dei rami che si avvinghiavano alla sua tunica e gli frustavano il volto. Ma non poteva sfuggire alla furia della dea. Atteone aveva violato un mondo precluso agli umani, il regno degli dei, e sarebbe stato punito. Mentre correva, le ossa del suo viso cominciarono a deformarsi. Atteone cadde a terra. Il dolore gli martoriava il corpo. Dei palchi gli sfondarono il cranio. Cercò di urlare, ma non avendo più una lingua umana, riuscì solo a emettere il verso di un cervo. I cani che aveva lasciato nella radura si ridestarono dal loro torpore. Sentivano un odore familiare. Si insinuava nella bocca di ogni segugio. L'eccitazione scosse la muta. Un cervo. La caccia ebbe inizio. Da uomo, Atteone è stato trasformato in un cervo e da fedeli compagni i suoi cani sono diventati famelici predatori. La trasformazione di quei segugi evoca le nostre ansie più profonde. L'ordine regola le nostre comunità, la nostra condotta è regolata da leggi, i reati vengono puniti. L'impressione è che nel mondo naturale invece regni il caos. Come per Atteone e i suoi cani, il nostro dominio sul mondo attorno a noi è minimo. Ci sono cose che sfuggono al nostro controllo e in ogni momento siamo alla mercé della ferocia della natura. Gli oceani coprono più del 70% della superficie terrestre. Quasi ogni civiltà della storia li ha sfruttati per viaggiare, commerciare e come fonte di cibo. Ma quelle stesse acque foriere di opportunità rappresentano anche un pericolo. I marinai erano alla mercé di venti e tempeste. Lasciarsi la costa alle spalle era un'avventura molto rischiosa che solo i più esperti affrontavano. Per i marinai era normale temere gli oceani. Chi viaggia per mare difficilmente si sente a proprio agio o si considera a casa. Al contrario, più tempo si passa in mare aperto, più si impara a diffidarne. Persino i navigatori di grande esperienza vengono colti di sorpresa dall'imprevedibilità del tempo, delle correnti e delle onde. Ma i marinai non temono solo il vento e le onde. Nel corso dei secoli cominciano a circolare storie di strane creature che popolano la gelida oscurità degli abissi. Nel cuore dell'Atlantico i serpenti marini seguono i vascelli della Royal Navy. I primi esploratori irlandesi avvistano enormi balene demoniache. E poi c'è il famoso mostro di Loch Ness in Scozia. Tuttavia, nessuna è più terrificante della creatura che, secondo alcuni, dimora al largo delle gelide coste di Norvegia e Groenlandia. Nello Specchio del Re, un vecchio manoscritto norreno del XIII secolo, si narra di una creatura che non è mai stata catturata, una bestia così grande che i marinai la scambiano per terraferma. Un essere enorme che divora pesci, uomini e persino navi intere. Lo chiamano Afgufa. L'Afgufa è un mostro marino che compare nella saga di Orvar Odr. Si tratta di una creatura che passa gran parte del tempo sotto la superficie marina e dunque tutto ciò che lascia intravedere sono le narici e le zanne e quando emerge ha l'aspetto di due rocce frastagliate che affiorano dall'acqua. Il suo nome è composto da due parole del norreno antico, Haf, mare,
e gufa, vapore. Perciò forse, quando il mostro affiorava in superficie, il suo alito assomigliava alla nebbia, alla foschia marina. È una specie di incubo marino che ci ricorda che gli abissi oceanici sono l'espressione più insondabile dell'ignoto. Queste storie circolano per decenni tra i pescatori e i commercianti del nord Europa. C'è chi descrive la creatura come un enorme granchio, chi invece lo paragona a un calamaro dagli enormi tentacoli che stritolano natanti e uomini. Ma tutti affermano che nemmeno le più grandi navi da guerra resistono ai suoi attacchi. Col tempo comincia a diffondersi un nuovo nome. La bestia viene chiamata Kraken. Nel XVIII secolo, grazie alle nuove discipline scientifiche, molti filosofi naturali liquidano il Kraken come una leggenda. Altri non ne sono così convinti. Lo zoologo svedese Linneo lo descrive come un singolare mostro dei mari norvegesi. Anche il vescovo danese Erik Pontoppidan crede a questi racconti, ma afferma che il vero pericolo non sia costituito dalla creatura, ma dai gorghi letali che lascia al suo passaggio. La moderna scienza dà a certe storie più credito di quanto si pensi. Questa leggenda si potrebbe far risalire all'incontro con un calamaro gigante. Queste creature dall'aspetto alieno affiorano di rado in superficie, ma possono superare i 13 metri di lunghezza e si ritiene che nelle oscure profondità oceaniche si nascondano esemplari ancora più grandi. Trovarsi faccia a faccia con un calamaro gigante a bordo di una barchetta deve essere un'esperienza terrificante. Sono creature dall'aspetto inconsueto, hanno occhi che in proporzione al corpo sono i più grandi di qualunque altro animale e dunque sembrano incredibilmente possenti. Possono fare magie, come emettere getti di inchiostro. È normale che simili creature possano fare impressione e infatti compaiono spesso in molti romanzi. Per esempio, ce n'è una in 20.000 leghe sotto i mari. Compare anche nel romanzo I lavoratori del mare di Victor Hugo. Spesso costituiscono l'antagonista dell'uomo, sorta di personificazione dell'oceano stesso, nella sua imprevedibilità, enormità e potenza. La confusione e il terrore alla vista di una tale creatura potrebbero essere amplificati dalle condizioni degli equipaggi. In passato, a bordo delle navi che solcano gli oceani, fame e malnutrizione sono la norma. Il lavoro è duro e i marinai sono costretti a condividere per settimane spazi angusti sempre con le stesse persone. Gli effetti sulla loro salute, sul loro stato psicofisico, devono essere devastanti. A mio avviso, chi, come la vedetta di una nave, era costretto a osservare per ore il mare alla ricerca della terraferma o di vascelli di passaggio, dopo un po' cominciava ad avere visioni causate dall'acqua e dai giochi di luce. È naturale cercare una giustificazione ai capricci dell'oceano. È più facile affrontarlo aggrappandosi alle superstizioni e alle interpretazioni mitologiche, piuttosto che alzare le mani e dirsi «Non ho idea del perché il mare si comporti così e il prossimo fine settimana dovrò salpare di nuovo». Meglio immaginarsi mostri marini che sono più interessanti da raccontare. Qualunque sia l'origine del Kraken, quelle storie si tramandano per secoli e continuano a piacerci ancora oggi. Gli oceani conservano la capacità di affascinare e spaventare. Nel 1975 il regista Steven Spielberg sbanca il botteghino con Lo squalo, un successo internazionale. E la formula rimane tuttora vincente, perché affrontare il mare in barca o a nuoto significa anche inoltrarsi nell'ignoto. Del resto, chissà cosa potrebbe nascondersi nelle acque sotto di noi, o sotto lo scafo di una nave o sotto le nostre pinne. Anche se oggi i natanti attraversano gli oceani con precisione satellitare, le paure provocate dal mare aperto e le profondità abissali non si sono completamente dissipate.
Gli oceani rimangono una pericolosa terra di nessuno. E nei moderni racconti di squali assassini e dei misteri del Triangolo delle Bermude possiamo ancora sentire riecheggiare il ruggito del Kraken. Per migliaia di anni l'Europa è ricoperta da foreste. Persino le città e gli insediamenti più grandi sono semplici puntini di luce in una vasta oscurità boscosa. Non sorprende dunque che la foresta sia un'ambientazione consueta per molti miti e leggende europee. È al tempo stesso misteriosa e familiare, pericolosa ma a breve distanza da casa. Un luogo dall'atmosfera magica e avventurosa, una terra incognita fin troppo accessibile, situata sul bordo dei campi o appena fuori le mura. Il bosco è uno di quei luoghi selvatici nei quali potrebbero annidarsi creature orribili mai incontrate prima e che a stento si oserebbero immaginare. Le foreste rivestivano una particolare importanza nel folklore di certe culture. Di solito ci finiva chi non aveva nulla o non era riuscito a coltivare un pezzo di terra arabile. E la foresta era un luogo dove si poteva vivere indisturbati perché non apparteneva a nessuno. E dunque era anche associata alla paura di fallire, di non riuscire a mantenere la famiglia, i figli, garantire loro un sostentamento. Tra i racconti più famosi sulla foresta ci sono le favole raccolte da due accademici tedeschi nel XIX secolo, i fratelli Grimm. Jacob e Wilhelm Grimm nascono ad Hanau, nella Germania centrale, alla fine del XVIII secolo. La loro è un'infanzia piuttosto agiata finché la morte del padre, nel 1796, non riduce la famiglia in miseria. Questa circostanza traumatica scuote profondamente i due giovani fratelli. Sostenendosi l'un l'altro, i due diventano inseparabili. Entrambi eccellono negli studi e vengono ammessi all'Università di Marburgo. È qui che nasce il loro interesse per il folklore. Un interesse che finirà per trasformarsi in ossessione e che monopolizzerà le loro vite. Partendo dai lavori di accademici francesi come Charles Perrault e la baronessa d'Aulnoy, i fratelli avviano un progetto patriottico di raccolta dei racconti folcloristici della loro terra. Si fanno raccontare storie da contadini e aristocratici, gente di campagna e di città, documentando tutto ciò che ascoltano. I Grimm avevano raccolto le loro fiabe da persone che vivevano in Assia, regione già allora a forte industrializzazione, ma ancora ricca di foreste. Le cosiddette superfici forestali coprono all'incirca il 10-11% del Regno Unito. In Germania ancora oggi siamo attorno al 35%. Perciò i boschi sono dappertutto. Ora c'è un motivo particolare per questo, vale a dire che i tedeschi apprezzano particolarmente la natura incontaminata. È una questione culturale, il che significa che per certi versi quel popolo è affascinato dall'incontro con una realtà altra, che nei racconti folcloristici della loro tradizione è rappresentata dalla foresta. Sono storie che sono state tramandate da famiglie che in quei boschi ci abitavano e che spesso vivevano in miseria, con grandi difficoltà. I Grimm raccoglievano favole e leggende da fonti di ogni tipo, in gran parte da amici e vicini di estrazione borghese, persone che appartenevano alla loro stessa cerchia. Spesso erano versioni differenti dello stesso racconto, le cannibalizzavano e combinando i pezzi che ritenevano più interessanti, creavano una nuova storia. Ovviamente cercavano di adattare quelle storie per un pubblico istruito, un pubblico di estrazione borghese e aristocratica, e ovviamente ne hanno adattato il contenuto sulla base delle aspettative di quel particolare tipo di lettori.
Nel 1812 i Grimm pubblicano il primo volume delle loro Fiabe del focolare. 3 anni dopo i fratelli aggiungono una seconda raccolta e nascono quelle che conosciamo come le favole dei fratelli Grimm. Dopo quella prima pubblicazione, i fratelli passano i successivi 4 decenni a rivedere e ampliare la loro collezione. La 7ª e ultima edizione del 1857 contiene più di 200 racconti. Oggi molte di quelle storie sono familiari a tutti noi: Cappuccetto Rosso, La bella addormentata nel bosco, Hansel e Gretel e tanti altri. Quella dei Grimm non è un'opera di semplice catalogazione. Nel corso degli anni i fratelli riscrivono molte di quelle storie, minimizzando i riferimenti sessuali e ammorbidendo altri temi più controversi. Nelle prime versioni, Cappuccetto Rosso viene divorata dal lupo cattivo. La bella addormentata viene stuprata, non baciata. E Hansel e Gretel non sono trascurati da una matrigna malvagia, ma dai loro stessi genitori. Ho il sospetto che purtroppo quella cultura di violenza e sopraffazione nei confronti dei bambini non riflettesse una realtà sociale, ma un timore diffuso. Abbiamo la tendenza ad attribuire agli altri tendenze violente e prevaricatrici nei confronti dei bambini, mentre non le riconosciamo quando siamo noi ad averle. Nella favola di Hansel e Gretel, i genitori hanno fame e decidono di abbandonare i figli nel bosco perché non lavorano abbastanza per provvedere alle loro necessità. La ragione per la quale ci raccontiamo queste storie è per rassicurarci, perché non vogliamo essere come quei personaggi. Dobbiamo differenziarci da quelle persone e convincerci che come genitori siamo più attenti e amorevoli. C'è chi interpreta queste storie come racconti moraleggianti. Cappuccetto Rosso deve obbedire agli adulti, temere i boschi e diffidare degli sconosciuti che arrivano da lontano. Altri optano per un approccio più psicanalitico. Usando i concetti di Sigmund Freud, reinterpretano la favola come una storia di maturazione sessuale. Quei boschi oscuri sono un simbolo della mente inconscia. La bambina obbediente e innocente è l'archetipo femminile. Il lupo, invece, aggressivo e affamato, è il maschio. Quando in seguito si incontrano nella casa della nonna, Cappuccetto Rosso riconosce il lupo travestito, ma non fugge. Al contrario, entra nel letto con lui. È una scena di seduzione e Cappuccetto Rosso appare consenziente. Come tutte le storie, il contenuto delle favole presenta un elemento che non viene chiaramente esplicitato. Inoltre, gli psicanalisti sostenevano che questi racconti comunicassero con noi ad un livello inconscio. Questo vale in particolare per i bambini. In realtà, molto di rado i lupi aggredivano degli esseri umani, sono molto prudenti. Se ne deduce che il lupo, più che rappresentare una minaccia concreta, abbia una valenza simbolica. E a quanto pare rappresenta il timore che gli esseri umani che vivono nei boschi possano inselvatichirsi, perdere la loro umanità. Rappresenta il nostro selvaggio interiore, che deve essere limitato, controllato e represso dalla civiltà. Se il lupo è un simbolo del selvaggio che è presente in ognuno di noi, allora la sua presenza frequente in queste storie ci ricorda che a dispetto dei grandiosi monumenti e delle sofisticate leggi che l'essere umano è in grado di produrre, la civiltà non è altro che una finzione, una patina molto più sottile di quanto siamo disposti ad ammettere. Basta un niente per farla sparire e liberare il selvaggio che è in ognuno di noi, quel lupo così terrificante. Correndo in mezzo alla vegetazione, i cani di Atteone lo inseguivano con grande accanimento. Trasformato in cervo, il cacciatore spronava le sue membra, così poco familiari. Alle sue spalle, veloce come il vento, Melampo gli era quasi addosso. Arpia, la più feroce, gli correva accanto assieme al suo segugio preferito, Pemenide, che non ne riconosceva più il richiamo.
Atteone si faceva strada tra la vegetazione, ma gli alberi gli sbarravano ogni via di fuga. Ormai non aveva più scampo. Da ogni lato i suoi famelici cani circondavano il padrone diventato cervo. Le zanne affondarono così profondamente nella carne da lacerarla e smembrarla, e così stroncarono la vita di Atteone, placando la furia della dea. Atteone trova la morte lontano da casa, nel cuore di quella terra di nessuno che è quella foresta selvaggia. La sua storia è una delle più famose e popolari della mitologia greca. Ispira scrittori, scultori e artisti per molte generazioni. Ma sebbene l'era della Grecia antica sia finita da tempo, la nostra attrazione per l'ignoto rimane immutata. Nel corso della storia diverse società usano la natura come metafora per ciò che ci spaventa della nostra realtà. È un mezzo per aiutarci a capire che significa far parte di una famiglia e di una comunità e che significa perdere entrambe le cose. Per certi versi la natura è il contrario della civiltà, ma dal punto di vista simbolico rappresenta anche quel pizzico di animalesco che ci portiamo dentro. La natura selvaggia può insegnarci anche cosa accade quando gli esseri umani diventano troppo civilizzati. Che succede quando ci spingiamo troppo oltre e diventiamo falsi e troppo artificiali? A volte sono le montagne, altre volte la brughiera. È quel luogo nel quale, quando non ti affidi alla ragione, l'irrazionalità prende il sopravvento, facendo emergere quella parte di noi che di solito reprimiamo o soffochiamo. Tutto ciò che è selvaggio ci attira in modo irresistibile, perché desideriamo domarlo, ma non sarà mai completamente sotto il nostro controllo. E oggi forse ci illudiamo di aver domato la natura una volta per tutte, ma anche se le nostre metropoli si estendono a perdita d'occhio, non potremo mai sopprimerla del tutto. Riusciamo ancora a percepirla nel silenzio di un bosco deserto o nel ruggito di una tempesta che si abbatte su un remoto pendio, ma sarà sempre con noi. Per quanto dettagliate saranno le nostre mappe, ai margini l'ignoto rimarrà sempre in agguato.